Buonasera a tutti, l'associazione dei Lucani a Pisa vi dà il benvenuto e fra un po' vi invita alla proiezione del film Montenuovo. Qui abbiamo praticamente il regista, il nostro amico Antonello Faretta, che è venuto nella Basilicata appositamente, sta facendo un tour in giro per l'Italia, è una sorta di, diciamo, un incontro tra le varie comunità lucane e non, e in compagnia di Adriana Bruno, che è la produttrice. Purtroppo la protagonista non è presente perché per problemi di salute è dovuta rimanere a casa. E ringraziamo innanzitutto Gerardo Masiello, che si è occupato dell'organizzazione in toto di questa bellissima iniziativa, sia contattando il regista ma anche trovando la location e il buffet, che spero sia stato gradito a tutti. Passo la parola innanzitutto a Gerardo, così ci spiega un po' com'è nata questa iniziativa. Sì, allora diciamo che come associazione Lucani ci fa piacere, diciamo, il nostro scopo è quello di promuovere e far conoscere la nostra terra, la nostra cultura. Quale cosa migliore si è pensato che dei film, insomma dei lavori che raccontano un po' questa terra, a molti devo dire sconosciuta, anzi che parlavo prima con qualcuno del pubblico che tanti vorrebbero visitarla e insomma realizzare così una vacanza in Basilicata. Questo è il primo. Noi già l'anno scorso seguivamo diciamo così, le vicende di questo film che ci ha incuriosito tantissimo, anche perché diciamo, si svolge, e Antonello ha avuto questa geniale idea, si svolge in un paese, in realtà un paese fantasma, un paese un po' magico, perché è stato abbandonato purtroppo in seguito a una frana, ormai da 50 anni. Il paese è stato trasferito in pianura e risulta ora abbandonato. E quindi ci piaceva iniziare con, appena abbiamo saputo che stava per essere distribuito in Italia, abbiamo contattato insomma, gli organizzatori, abbiamo saputo appunto di questo giro per l'Italia del film e quindi abbiamo programmato questa tappa a Pisa. Proseguirà questa iniziativa, ora facciamo passare l'estate, con altri eventi, sempre di film girati in Basilicata, e qui con la collaborazione dell'Arsenale, con prodotti tipici insomma, e con tutti voi, che ci fa molto piacere, siete accorsi numerosi. Io così volevo fare così un saluto breve con Antonello e niente, poi ci guardiamo il film e poi se ne parlerà. Grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio voi, avete fatto un lavoro straordinario, voi dell'Associazione dei Lucani a Pisa. Ringrazio tutti quanti voi per essere qui e vedere un cinema così pieno e così partecipato. Ringrazio anche i proprietari di questo cinema. Questo è un cinema storico e per me è un grandissimo onore presentare il nostro film qui. Lì c'è Adriana, l'avete già menzionata. Senza di Adriana e senza la protagonista del film Pia Marimen quest'opera, questo lavoro non avrebbe ragione di esistere. Ringrazio loro completamente. È un prodotto tipico Montedoro, come tu dicevi, perché è un film interamente girato a Craco, in questo borgo fantasma, mi piace definirlo un film ecologico, perché tutti gli elementi costituenti il film stesso sono lucani, dalla location, che parola terribile, dal luogo, a tutti, come dire, gli attori protagonisti e non sono lucani. Anche molta, posso dire che un 90% della troupe sono lucani, sono tutti cittadini lucani. Non mi piace molto parlare prima del film, noi siamo qui e ci piacerebbe condividerlo con voi, condividere le suggestioni, se ci sono come dire, delle riflessioni che il film può innestare, ci ritorniamo dopo magari. Posso soltanto augurarvi buona visione. Le gioie vissute su quel terreno di gioco in qualche modo, che è un terreno speciale che il cinema per la prima volta raccontava, e quindi che cosa vuol dire produrre un piccolo gioiello del cinema come questo? Ok, avete tempo, 7 anni, insomma cerco di essere breve, però
Allora, innanzitutto grazie, sì, sono stati 7 anni di lavorazione. Noi abbiamo, Antonello poi magari entra nel merito, diciamo, della parte più artistica. Antonello, come dire, cullava un po' questa passione per questo posto, per Cracov, e aveva appunto nel cuore, iniziava a germogliare il desiderio di fare un lavoro lì. La vita poi è entrata dalla porta principale, abbiamo incontrato Pia casualmente e Pia è stato un po' il tassello che ha unito tante storie, tante suggestioni di Antonello artisticamente. Produttivamente è stata un'operazione lunga. Abbiamo iniziato inizialmente la trafila, diciamo, industriale, quindi abbiamo provato il ministero e non è andata bene. Ma noi credevamo fortemente in questo progetto e volevamo assolutamente realizzarlo. Per cui a un certo punto ci siamo seduti a tavolino, io, Antonello e Pia, che questa sera non è qui con noi ma vi manda ovviamente i suoi saluti e vi ringrazia. E ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso comunque di andare avanti, quindi Pia è entrata con una quota nel film, è diventato uno dei finanziatori assieme ad altre strutture e abbiamo realizzato la prima settimana di riprese. Girare in un posto bellissimo come Cracov, ma assolutamente lontano dalla macchina cinema, è un paese che comunque, come dicevamo prima, ha un movimento quotidiano, quindi franoso, è stato molto difficile. Quindi noi un po' quella prima settimana di ripresa era anche un modo per capire quanto potessimo realizzare lì, capire, esatto, iniziare proprio a misurarci con questo. E anche perché non avevamo ovviamente tutto il budget per fare tutto il film, quindi abbiamo fatto un pezzo che è la parte più onirica, con le immagini Antonello ha girato un teaser e abbiamo continuato per un altro anno a cercare di chiudere il budget fondamentalmente. Nel frattempo è nata la Film Commission, abbiamo presentato il progetto, abbiamo avuto un piccolo aiuto anche dalla Film Commission della Basilicata. Nel 2013 abbiamo realizzato 4 settimane, quindi abbiamo chiuso il film. E che dire, siamo arrivati oggi qui ancora, come dire, caparbiamente, perché poi abbiamo scelto di distribuirlo da soli, il film, e di portarlo appunto in questo viaggio in tutta Italia. È stata insomma una lunga avventura, però un'impresa, esatto. Abbiamo cercato dei complici, abbiamo coinvolto il paese, nel senso che quasi tutti gli attori, ci sono 3 attori diciamo professionisti, nel senso uno con un'esperienza più legata al cinema, le 2 donne vestite di nero provengono dal teatro. E il resto, Pia interpreta se stessa e lei non è un'attrice. E il resto delle persone che vedete sono non professionisti, sono quasi tutti di Cracov, di Pisticci, cioè di paesi dell'Interland, che noi abbiamo coinvolto, e poi Antonello spiegherà appunto sempre, ma anche perché avevamo questo desiderio di creare una complicità con il luogo. Volevamo assolutamente riportare la vita a Cracov, ci siamo riusciti, forse ci riusciamo ogni volta che poi incontriamo il pubblico in sala. Montedoro arriva all'Arsenale grazie alla bella collaborazione, prima speriamo davvero di una lunga serie, con l'associazione lucana qui a Pisa. E in qualche modo quindi si ragiona di identità, ragioniamo di identità. E secondo me quello che sta alla base di un film del genere è proprio l'interrogativo attorno a che cos'è l'identità, che cosa rappresenta, perché la protagonista Pia in qualche modo arriva, inizia a farsi delle domande e a un certo punto arriva a specchiarsi, a dirsi chi sono, non mi riconosco, non so chi sono io, a differenza di quella madre, vera madre, che in qualche modo ha scelto di
morire in quei luoghi mentre qualcun altro stava abbandonando quei posti, ma perché lei si sentiva partecipe di quel tessuto, di quella vita in qualche modo, e non poteva lasciarlo neanche in punto di morte. Quindi il cinema, il tuo cinema in qualche modo cerca di entrare filosoficamente, se vogliamo in qualche modo, attorno a quello che è non solo la valorizzazione del territorio, ma soprattutto la riscoperta di un'identità. Sì, come direbbe uno scrittore che io amo tantissimo, Raymond Carver, la protagonista di questo film si trova fondamentalmente sospesa tra una vita e un'altra, americana, italiana, discendente di questo luogo che ritrova nel suo viaggio di ricongiungimento appunto con le origini fantasma completamente svuotato, e lei va alla ricerca, spero che questo esca nel film, una ricerca quasi proustiana di quelle memorie che lei non ha avuto. Sono quelle memorie che è lo stesso luogo che, se vuoi, è il vero protagonista di questo film, non via stessa, ma il luogo, il paese. È il luogo stesso a raccontare il passato che lei non ha avuto. Mi piaceva questa scissione tra una vita e un'altra, e questa scissione stessa crea una sorta di spaesamento, di straniamento, e questo lo trovo da spettatore, lo trovo molto molto interessante, perché mi piace pensare a questo film come un film che confida in un atteggiamento attivo del pubblico, e il pubblico stesso a creare una propria storia, magari pensando nostalgicamente a una persona che ha perso, oppure a un oggetto che ha perso, a una mancanza, a un vuoto. E quindi, a proposito di identità, il film è stata una tesi con cui abbiamo fatto un viaggio con Pia, dove in un certo senso alla fine delle riprese Pia è riuscita a perdonare la madre, quindi non è importante definire l'identità e l'appartenenza al luogo o alla diciamo così, al sangue, ma alla madre patria, a questo luogo in cui abbiamo, questo luogo che ci ha dato il Natale fondamentalmente. Mi piacerebbe passargli la parola se ci fosse qualche domanda, qualche curiosità, coinvolgere anche il pubblico. Sì. Allora, io sono venuto qui senza sapere cosa stavo per vedere. Alla prima scena, quella della telefonata senza risposta, ho pensato ecco un film dell'incomunicabilità. In realtà, andando avanti, ho visto che il film comunicava, e comunicava progressivamente delle sensazioni e delle emozioni che erano, io dico, di tipo arcaico. Ho visto un tocco di verismo, un po' di antologia di Spoon River con i personaggi che rivivono del paese morto, e man mano che si andava avanti ho visto la rinascita di queste sensazioni di altri tempi, sensazioni che noi in città non conosciamo, ma che in un paese, soprattutto in un paese abbandonato del sud, hanno un significato che per chi non ci vive più è il passato, è la memoria, è la tua storia, è quello che in questo caso non hai vissuto, ma che ti interessa riscoprire. Hai citato l'antologia di Spoon River, per me è stato un faro l'antologia di Spoon River, perché io sono andato a vivere in questo posto e ho vissuto da solo nel paese abbandonato per molto tempo, prima di, come dire, capire se ci fossero le possibilità per portare altra gente e a rischiarci questo cantiere cinematografico, questa esperienza cinematografica. Io sono partito per certi versi proprio da lì, dalla comunità degli estinti, dal cimitero, quindi tutti i giorni, mentre vivevo lì a Cracovia, andavo a scattare delle fotografie al cimitero e mi confrontavo con queste persone che vivevano dove hanno, dire ricostruito non è la parola più giusta, dove hanno costruito ex novo la comunità di Cracovia. Quindi, a proposito di identità, è come se avessero completamente
creato una cesura netta tra il luogo e l'appartenenza, la proprietà, nel senso più nobile del termine, di questo luogo. Io andavo da queste persone, da queste signore, e chiedevo chi fossero questi defunti, queste persone passate, e mi facevo raccontare le storie di questi morti. Le storie di questi morti sono le storie che vediamo anche nel film, il fabbro, la persona annegata, e anche la madre della protagonista, perché dopo l'incontro nella realtà anche la madre della protagonista Pia è morta. Quindi mi piaceva provare a ricostruire in un certo senso una comunità di estinti, direbbe qualcuno, cioè, ci sono diversi poeti nel film, in particolare due. Uno è Domenico Brancale, il banditore, quell'uomo con la trombetta che declama questi versi, e l'altro quest'uomo rannicchiato che attende la protagonista dopo tutti quanti questi anni. Domenico Brancale, che è un amico, è un poeta che stimo tantissimo, anche loro originari di lì vicino, di un paese lì vicino, dice in una delle sue poesie: i morti sono più vivi dei vivi. E in un certo senso l'afflato, il fuoco che mi ha mosso nell'inseguire questo film è stato proprio questa idea di rintracciare in un paesaggio di rovine una possibile vitalità, delle tracce di vita, e credo che l'antologia di Spoon River rimane uno dei capisaldi non soltanto della letteratura contemporanea, ma anche di questo viaggio alla ricerca della vita attraverso i morti. C'è qualche altra domanda da parte vostra? Sì. Sì, ciao ancora. Ciao. So che conosci la Carmen Pellegrino, Sì. che più o meno si occupa delle stesse tematiche in narrativa. Ti vorrei chiedere se ci sono progetti in comune in futuro, visto che lei continuerà comunque a parlare di queste cose, e so che avete girato anche assieme in qualche presentazione negli ultimi tempi. Non so se in futuro ci può essere un progetto narrativo e cinematografico in comune tra voi due. Abbiamo presentato ieri il film insieme con Carmen a Napoli, e non credo che ci saranno possibilità di fare dei progetti insieme, perché prendo assolutamente le distanze questo è un film che non ha, come dire, questi luoghi sono destinati ad estinguersi e a morire. La cosa più bella, la bellezza più grande è estinguersi e consegnarsi definitivamente all'eternità, mentre Carmen, Franco Armini, che sono degli stimati amici, inseguono un'idea, come dire, di censire in un certo senso questi luoghi abbandonati per farne dottrina. Sento parlare di certe cose abominevoli, presologia, abbandonologia, delle cose veramente che mi fanno un po' ribrezzo, devo dire. Quindi non credo che ci saranno mai delle possibilità di fare delle cose insieme. Per me la morte deve consegnarsi alla morte, e questi luoghi da cartolina di promozione turistica credo che prendano le distanze, quindi no, stimo molto il loro lavoro, ma il mio lavoro non converge con la dottrina, anzi è assolutamente il contrario. C'è un autore, ne stavamo dicendo prima, che abbiamo scoperto avere un'amicizia in comune con Michelangelo Frammartino, che ho molto ritrovato nel tuo cinema, per cui c'è una domanda che mi sorge veramente spontanea, cioè succede qualcosa di strano negli ultimi anni nel cinema italiano. Per molti anni il documentario in qualche modo ha guardato verso la finzione, nascita della docufiction in qualche modo, insomma, come fratellino minore che cerca di ambire a qualcos'altro. Oggi invece ho come la sensazione che stia avvenendo qualcosa di contrario, cioè un film scritto, sceneggiato, per l'appunto pensato e messo in scena, in qualche modo guarda invece allo stile documentaristico, e quindi c'è una strana commistione e una rottura della dicotomia tra finzione e realtà. Avveniva nelle 4 volte appunto in Michelangelo,
e avviene nel tuo cinema. È una riflessione su cui mi piacerebbe un attimino ragionare. Innanzitutto il mio cinema non esiste perché mi reputo uno studente di cinema e mi piacerebbe con lo stesso approccio provare a fare altro di cinema. C'è questo grandissimo fraintendimento in Italia quando si parla di cinema del reale, in cui si abbina a questa definizione cinema del reale il cinema documentario. Secondo me è un grande fraintendimento questo, perché il cinema del reale dovrebbe essere un cinema che parte da una realtà data per espanderla e per cercare attraverso un percorso intrinseco all'interno del film di restituire alle persone che stanno realizzando il film e al pubblico, alle persone che partecipano alla visione del film, un'esperienza altra, una realtà altra rispetto a quella oggettiva. E quindi, come dire, questo film non ha nulla di documentario, se non la rappresentazione e un certo tipo di inquadrature. Bisogna lavorare con le persone, bisogna lavorare con l'esperienza, bisogna cercare di andare in profondità con la vita delle persone che hai violentemente catapultato di fronte a una macchina da presa e cercare di, in un certo senso, di metterti sempre in un livello più basso rispetto all'esperienza di queste persone, non dico idolatrarle, però cercare di, come dire, renderle in un certo senso una sorta di tua divinità nella rappresentazione, nel racconto. E un po' alla volta questo percorso dovrebbe aiutarci e aiutare il cosiddetto cineasta, il cosiddetto regista a fare dovrebbero essere dei viatici per raccontare se stessi. C'è questo libro bellissimo che ho letto recentemente di questo grandissimo cantautore italiano Gian Maria Testa. C'è la presentazione di questo libro di R. De Luca che dice: tu sei stato in grado di parlare di te stesso attraverso gli altri. Secondo me il cinema del reale dovrebbe fare quello, bisognerebbe fare un cinema personale parlando degli altri, e quello è l'atto di umiltà più grande che un cineasta possa avere, diciamo, è la meta più grande, il destino più grande che si possa percorrere, che si possa raggiungere. C'è qualche altra domanda? Sì. A me mi ha fatto piacere di vedere questo film. È un film che, diciamo, si sta vedendo una realtà che Pierpaolo Pasolini amava, il mondo contadino, che poi naturalmente il mondo contadino è andato a finire come è andato a finire. E tutto c'è rimasto altro che, diciamo, quel monumento di pietra. C'è rimasto, diciamo, tutto diciamo, l'abbandono, ed è un vero peccato, perché secondo me è uno spaccato dell'Italia che noi dobbiamo, secondo me, ricordare, che nei libri di storia non troviamo. E lei ha fatto molto bene a fare questo film, a me mi è piaciuto moltissimo. Ringrazio. Ma è un bel film davvero, guarda. Grazie molto. È proprio, io penso che meglio di così non lo poteva fare. Intanto un appunto, ho trovato molto interessante l'approccio musicale al film che ho trovato bellissimo e che rielaborerò insieme al mio subconscio stanotte, poi domani mi sveglierò a una certa ora dirò
Mi ricordava un po' Paris, Texas, quell'atmosfera un po' sospesa di Wim Wenders per certe cose. In realtà poi su questo insomma mi fermo sul lato musicale, ma le ho trovate molto belle le musiche, anche l'uso di certi tamburi molto antichi, quasi arabeggianti, no? Che riecheggiavano nello spazio. E riguardo a questi spazi meravigliosi, no? Ora io sono un lucano, vivo qui a Pisa, ma so che per quanto ne posso dire, posso affermare in questo momento, la zona di Cracovia non è interessato alle trivellazioni petrolifere. Ecco, la domanda che io volevo fare era questa: esiste, ad oggi non ho visto alcun approccio, come dire, drammaturgico a questo problema di devastazione del territorio. Secondo voi esistono i termini per poter fare un cinema di denuncia, non alla Elio Petri, voglio dire, poetico, ecco, in questo senso, cioè mi sto chiedendo questo e spero che possa essere contribuire, insomma, un tipo di cinema del genere anche a sottoporre, perché poi la tragedia è nelle pieghe della quotidianità dei pastori che hanno lasciato il territorio, delle falde acquifere che sono inquinate, insomma, ecco, volevo dire, era questo un po' la domanda. Io ho cercato di fare il mio in questo momento di grandissima urgenza in Basilicata sulla questione ambientale, trivellazioni, le scorie, perché devo dire anche quando giravamo abbiamo assistito anche a molte scene in cui c'erano questi camion molto ambigui che trasportavano materiale ambiguo, mettiamola su questo piano. È un fatto di coscienza, ognuno deve avere la propria coscienza e sentirsi questa urgenza addosso. Io vedo invece a livello generale, non soltanto lucano, perché questo problema è lucano quanto italiano, andando a rintracciare bene i fatti, rendendoli quasi cronaca. Io sento quasi come si potrebbe dire, un autismo, e qua cito Franco Armino quando dice purtroppo ci stiamo riducendo tutti quanti a un autismo corale. Viene a mancare proprio la lingua e la capacità di, non dico denunciare, ma di mettere di fronte a uno specchio il fatto compiuto. Questa è un'urgenza per noi lucani. Io mi sono posto di fronte a questo problema quando giravamo e ho pensato spero che sia uscito questo, di fare un piccolo inno alla nostra terra e alla nostra madre patria. E c'è un piccolo passaggio nel taxi quando parla e della terra e di questo sangue che viene tirato, che è di colore nero. Penso di aver dato il mio contributo non parlando indirettamente, perché il signore parlava di Pasolini utilizzava un linguaggio indiretto per parlare di determinati temi. Quella è una lingua che mi è molto cara, devo dire. Io non sono molto fiducioso da questo punto di vista nei confronti delle non lo so, una domanda che mi crea una certa difficoltà, un certo imbarazzo, perché vedo che la gente, la maggior parte delle persone, si accontentano di passerelle, di tappeti rossi, e di cose che lasciano il tempo che trovano. Invece bisognerebbe la modernità e il nervo scoperto, la vera modernità è il nervo scoperto, la contemporaneità e il crinare. Un passo sei morto, un passo sei vivo. E purtroppo bisogna, come dire, tentare, avere il coraggio di fare quel lavoro guardandosi allo specchio. Non so quanti la mattina si svegliano e si guardano ancora allo specchio, se non facendosi dei selfie, se non rappresentando se stessi. Bisognerebbe avere uno sguardo, il problema è lo sguardo probabilmente, avere uno sguardo sul nostro Natale, sulle nostre origini, sulle persone che ci stanno accanto, sugli affetti che ci stanno accanto. Abbiamo una cultura completamente dimentica di tutto questo, è veloce, fast food, quindi
non sono molto fiducioso da questo punto di vista. Sulle musiche, lo dicevo prima, questo è un film ecologico, quindi tutte le persone che hanno partecipato al film, a proposito di ambiente, mi piace utilizzare questo termine nel senso più nobile, tutte le persone che hanno lavorato al film sono lucane, fatta eccezione per 4-5 persone. Così come l'autore delle musiche, che è un lucano brasiliano, un amico brasiliano di origine lucana, l'idea era di creare con queste musiche, con queste chitarre, degli squarci rispetto alla stasi del film, potrei dire che questo è un film fatto a quadri, quindi quasi un film che come lingua mi piaceva accarezzare l'idea che tornasse un po' all'origine del cinema, quindi un film fatto per quadri. E volevo che la musica squarciasse un po' questo tempo e in alcuni momenti accompagnasse il racconto. E nello stesso tempo mi piaceva molto, prima del risultato finale di un film, delle musiche, del processo, mi piacciono molto le persone. L'autore delle colonne sonore è buddista, e nel momento in cui lui stava lavorando, gli proposto di lavorare le musiche, lui era proprio, mi sembrava in un acme di questo percorso di ricerca interiore, e quindi ho detto, guarda, queste musiche vanno fatte chiudendo gli occhi, abbandonandosi proprio a se stessi, quindi cerca di lavorare con degli elementi minimi, e cerca di fare delle musiche quasi dimenticandoti del film, ma lasciando soltanto delle tracce di se stesso. Quindi abbiamo fatto questo lavoro a distanza, poi dalla Basilicata al Brasile, lavoravamo alle musiche via Skype fondamentalmente. L'idea era di lavorare soltanto con degli squarci e con degli elementi minimi, quindi senza troppi orpelli e senza che la musica fosse, come dire, un elemento di vizio dell'immagine, ma un elemento che accompagnasse l'immagine. Se volete aggiungere qualcosa come produttrice alla domanda anche un po' provocatoria rispetto al poter produrre un certo tipo di cinema, anche di osservazione, anche di in qualche modo denuncia, per quanto Antonello credo che abbia già centrato appunto. C'è un'ultima domanda. Allora, buonasera. Vi ringrazio per questo regalo che ci avete fatto come lucana. Anch'io sono lucana, tra l'altro conosco bene quelle zone, e a Cracovia ci sono più volte, come dire, intrufolata, anche se non si poteva entrare. Quindi sono dei posti che evidentemente suscitano, soprattutto in noi che viviamo, siamo di quella terra, apparteniamo a quella terra, delle emozioni grandissime. Allora io credo, come un film, come un libro, come qualsiasi altra cosa possa assolutamente, come dire, fa emergere in ognuno qualcosa di estremamente soggettivo e particolare, quindi si proietta dentro tutto, come dire, anche i nostri vissuti. Però io credo che al di là, ora si parlava di denuncia, di tutte le questioni che ovviamente in questo momento stanno affliggendo quella terra, sono emerse ora, però io credo che questo film vada visto, come diceva appunto, avendo uno sguardo intimistico, cioè nel senso, vedere questo film, io ho visto l'esaltazione della non parola in una società dove c'è l'eccesso di quella che viene chiamata comunicazione, che in effetti è l'incomunicabilità degli eccessi della comunicazione. Quindi l'assenza del parlato e questo accento proprio sui luoghi ti fa ricollegare con una parte interiore che possa essere la ricerca dell'identità, ma anche dei vissuti. Quindi secondo me va vista un pochino, cioè va guardato il film liberandosi da sovrastrutture e sentendo, come dicevi, dando uno sguardo, ma lo sguardo è uno sguardo emozionale,
quindi va visto quel film e quei posti con un'intimità e anche con una riflessione, diciamo, ripeto, molto libera e molto lontana da quello che può in qualche modo condizionare sia la visione che il sentire. La ringrazio. Grazie a lei, il silenzio è molto più importante di 10.000 parole. In una società così chiassosa riuscire a tornare alla capacità di guardarsi senza parlare credo che sia un fatto prezioso. Dunque l'idea era di fare un lavoro di osservazione piuttosto che di parola. Il silenzio è una cosa preziosa, ci mette molto più in comunicazione rispetto a tante parole, spesso di forma. Non so che aggiungere, signora, la ringrazio perché e questo è il lavoro che abbiamo cercato di fare, è un lavoro con poche parole, è un lavoro di emozione. Diceva un grandissimo del cinema, Tonino Guerra, l'ho ripetuto già in altri contesti, vivere è un respiro che sta chiuso anche in una foglia. Ho accarezzato a lungo questa frase di Tonino Guerra e mi piaceva inseguire l'idea di un film che avesse come valore un respiro, non una lingua. E dunque già il fatto stesso di respirare senza parlare ci fa sentire vivi, il fatto di sentire il nostro respiro piuttosto che la lingua. Io in conclusione vorrei restituire la parola ai responsabili dell'associazione Lucana. Che ringrazio tantissimo. Grazie a te Antonello, che è stato squisito a stare con noi questa sera. Il pubblico, devo dire, che ha risposto con grande partecipazione, quindi vi ringrazio. Per concludere questa serata volevo darvi appuntamento, come vi dicevo prima della proiezione, agli appuntamenti che organizzeremo ancora sempre qui all'Arsenale con altri autori, altri registi, altri temi. Ringrazio ancora Antonello di essere stato qui, di averci proiettato insomma, con il cuore, penso, per molti vicini alla nostra terra. E niente, brevemente, siccome noi siamo un'associazione instancabile, vi ricordo due appuntamenti che abbiamo dopodomani, sabato, alle 11 da Feltrinelli c'è Francesca Barra che presenterà il dibattito viene seguito alla luce della porta, presenterà il suo ultimo libro che parla ovviamente di una storia ambientata in Basilicata, e poi invece sempre sabato alle ore 18, se non vi stancherete di stare con noi, al Palazzo Blu, invece alla libreria del Palazzo Blu, abbiamo un altro libro di poesie, penso, di Leonardo Pisani, e presiderà, diciamo così, il dibattito la dottoressa Raffaella Tancredi. Grazie ancora, spero che siate stati insomma bene insieme a noi e ai prossimi appuntamenti. Grazie davvero, grazie.